Dopo lo dirò di nuovo, però avviso subito, tenete conto delle regole che sono oggi in vigore. Quindi nei banchi trovate scritto sì, dove sì si può inginocchiare una persona e basta. E invece parenti, familiari conviventi, potete stare anche in due. Nelle sedie possono sedere i familiari stretti.
Allora,
E quando quella arriva e apri la porta, capisci che la crociera della vita è all'ultimo scalo. Affetti, amori, anni di lavoro, sofferenze e felicità rinchiusi in una stanza. Ma tutti questi non sbarcheranno con te. Ti strozzano in gola le ultime parole. Mio Dio, è già ora di andare. Eppure noi siamo stati innestati nella speranza. E anche se immobile e stesa di fronte al velo di luce oltre l'infinito, dobbiamo sperare che ci sia una madre ad accoglierti per attraversare il tempo senza fine. Ma questa non è la fine di tutto. La tua corsa è terminata e un'altra vita ti attende e guardiamo oltre, anche se niente sarà come prima senza di te. Da tutti noi un abbraccio per il tuo ultimo viaggio, Giancarlo.
Scusate, ma il diavolo ci mette sempre la coda. Ecco, prima di iniziare vorrei pregarvi di tenere conto delle regole a cui siamo chiamati a dare risposta. Quindi, ecco, una sola persona per banco e nelle serie che volete. Se siete conviventi, familiari conviventi, allora potete stare anche in due. Vediamo di tenere conto di questa regola e così pure della mascherina. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo, la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo qui a celebrare il saluto, il congedo dalla nostra sorella Giancarla e siamo qui a consegnarla nelle mani del Signore. Quelli che non credono parlano di funerale. Io vorrei non usare questo termine, ma piuttosto dire che siamo qui proprio a fare festa con il Signore, a dirgli grazie per tutto il bene che ha fatto a Giancarla, a dirgli grazie per tutto il bene che Giancarla ha potuto fare. Ecco, e allora per tutto questo bene noi lo vogliamo affidare alla misericordia del Signore, al suo infinito amore. E per le nostre debolezze, per le nostre mancanze e anche per quelle di Giancarla, chiediamo ancora umilmente perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli
prepara i pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che sempre usi misericordia e perdoni, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per la nostra sorella Giancarla, che hai fatto passare a te da questo mondo. E poiché in te ha sperato e creduto, conducila alla patria del cielo, donale la gioia senza fine per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Azaria scelto e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: Non ci abbandonare l'amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza, non ritirare l'amore della tua misericordia. Per l'amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe né profeta né capo, né olocausto, né sacrificio, né orazione, né incenso, né luogo per presentare le giudizi e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausto di montoni di toro, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna. Fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia, salvaci con i tuoi perditi, da gloria al tuo nome, Signore. Parola di Dio. Vediamo grazie. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruisci, perché sei il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me, della tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo la giustizia, insegna ai poveri la sua via. Ci alziamo e acclamiamo il Signore. Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso
fratello. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile ad un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione finché non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Gloria a te. Al figlio e a tutti i familiari, ecco, voglio a nome di tutta l'opera presentare le nostre condoglianze per la morte così improvvisa, non attesa di Giancarlo. E di fronte a una morte di questo genere ci poniamo tante domande: come, perché? E come ci possiamo trovare, ecco, in una morte improvvisa? Ma se avessimo invece una malattia lunga, come potremmo reagire? Ecco, il Signore ci viene incontro e dà risposta a tutte le nostre domande e ci dice che Egli è vicino a noi come il Dio d'amore, il Dio di misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia, così abbiamo pregato. Mi sovviene anche il testo sacro del profeta Isaia, il quale ci dice: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà, perché le mani di Dio sono mani di papà. Il cuore di Dio è un cuore di padre. E quindi l'amore e la misericordia sono sempre i primi a operare verso ciascuno di noi. Ecco allora che il profeta Daniele dice: non ci abbandonare fino in fondo, Signore, non infrangere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia, pensando che siamo nati giusti davanti a Dio, della giustizia, della purezza, della grazia di Dio che è nel cuore di ogni bambino che nasce.
nostra vita. Tutti siamo stati deboli, tutti siamo stati peccatori. Ci viene proprio da invocare il Signore e dire: non ci abbandonare, la tua misericordia non ritirarla da me, perché tu hai voluto farti uomo in mezzo a noi, perché quella giustizia che ci è stata donata nella nascita ci sia ridonata per la misericordia di Dio che ha offerto la sua vita per noi. Ecco, noi siamo diventati piccoli, Signore, noi siamo poveri, noi siamo peccatori, noi siamo umiliati a causa dei nostri peccati. E allora, Signore, noi ti invochiamo. Potessimo essere accolti con cuore contrito, con lo spirito umiliato. Potessimo, Signore, avere da te sempre il dono della misericordia. E lui ce lo afferma e dice sì. Ricordiamo anche il buon ladrone, per tutta la sua vita era stato lontano da Dio. Ma quando, ecco, sulla croce ha detto: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Il Signore mi ha detto subito: oggi sarai con me in paradiso. Ecco, fa con noi, Signore, secondo la tua misericordia, fa con noi secondo la tua grande bontà. Salvaci con i tuoi prodigi, da gloria al tuo nome per sempre. Ecco perché allora questa nostra celebrazione non è funerea, ma è una celebrazione in cui celebriamo il grazie. Grazie a Dio che ci ha voluti in questo mondo, grazie a Dio che ci ha voluto a operare in questo mondo, grazie a Dio per tutto il bene che abbiamo ricevuto da Lui, grazie a Dio per tutto il bene che per mezzo suo abbiamo potuto fare ai nostri fratelli. Giancarla ha scelto anche lei, ecco, la strada del volontariato per poter donare ai nostri fratelli. E allora, Signore, per tutte le opere buone che lei ha compiute, noi te la affidiamo. Nella tua misericordia accoglila, nel tuo amore rendila felice per l'eternità. Battezzati in Cristo morto e risorto, nessuno di noi vive e muore abbandonato a se stesso, ma resta sempre in unione con Lui e con il suo corpo che è la Chiesa. Preghiamo allora, confortati dalla parola del Signore, e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Della nostra sorella, il Signore la accolga nella sua casa e le conceda la gioia di renderle grazie in eterno. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Familiari, parenti e amici rafforzino nella luce della fede i vincoli di comunione umana e cristiana che li uniscono gli uni agli altri. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che si adoperano ad alleviare le malattie e a rispondere alle necessità umane. Il Signore compensi chi lo serve nella persona dei sofferenti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui raccolti in preghiera,
perché non ci sia in noi la tristezza di chi non sa scoprire i segni dell'eternità, ma con fiducioso abbandono ci affidiamo a colui che consola, perché un solo nome ci è dato per salvarci, ed è il Cristo Signore. Preghiamo. Ascolta, Signore. Accogli, o Dio misericordioso, le preghiere che la fede ci ispira. Ravviva in noi la speranza che il nostro corpo, ritornato in polvere, con la forza dello Spirito risorgerà nell'ultimo giorno. Per Cristo nostro Signore. Non sono di restare proprio sono rincorso solamente nell'amore che mi dai, e per quelli che nulla posso mai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la mia strada resterà nella gioia del tuo nome, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai. Prendi forte la mia fede più che mai, che mi accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, con i miei fratelli incontrate per noi. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiedo, e per sempre la mia strada resterà nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua E ora, fratelli e sorelle, continuiamo e rafforziamo la nostra preghiera, perché questo sacrificio che offriamo per l'anima della nostra sorella Giancarla sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Giancarla e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso Cristo tuo Figlio, che nella fede ha riconosciuto come Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. E Lui rifugge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa della immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma è trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo.
per questo mistero di salvezza. Uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la risata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Giancarla, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Di noi tutti abbi misericordia,
Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Col regno, con la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi uno sguardo di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi, invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Serve figlio che viene qui. Serve figlio che viene
di compleare le sue ali e rifugio solleverà sull'umanità, direggerà sulla bellezza di farà come sole, così nelle sue Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi, Benigno, che per la sua potenza la nostra sorella Giancarla giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. La nostra sorella Giancarla si è addormentata nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, la raccomandiamo all'amore infinitamente misericordioso di Dio Padre e la accompagniamo con le nostre preghiere. Ella, che nel battesimo è diventata figlia di Dio, sia ora accolta nei cieli al banchetto dei figli e con i santi sia erede dei beni eterni promessi. E anche per noi, che sentiamo la tristezza di questo distacco, supplichiamo il Signore perché possiamo un giorno insieme con la nostra sorella andare incontro a Cristo quando Egli, che è la nostra vita, apparirà nella gloria. E ora il sacerdote compie a nome di tutti voi 2 gesti di congedo, di saluto, di augurio. Aspergeremo con l'acqua il ricordo del battesimo da salma di questa nostra sorella, perché nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, che ora fiorisce nell'eternità. Incenseremo questa salma, perché il suo corpo è stato strumento di grazia, oggetto di benedizione per poter fare tanto bene nel mondo.
Ci separerà dal suo amore l'amicolazione, forse la sua ci separerà dall'amore in Cristo Signore. Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore, nessun potere ci separerà da colui che è morto per noi. Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono? Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. Nelle tue mani, o Padre Clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella Giancarla, confortati dalle sicure speranze, che insieme a tutti i defunti di Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai donato a questa tua figlia. In questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le preghiere che ti rivolgiamo. Apri a lei le porte della paradiso e a noi che ne stiamo con giù. Dona di consulanza dicendo con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con la nostra sorella, per Cristo nostro Signore. E il grande augurio. In paradiso ti accompagnano gli angeli, al tuo arrivo ti accolgono i mani e ti conducono nella Santa Gerusalemme. Ti accolga il coro degli angeli e con Lazzaro, povero in terra, tu possa godere il riposo eterno nel cielo. Giancarla, va in pace, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora la messa è terminata, sediamo per sentire alcune annotazioni su questa nostra storia. Quanto sto per leggere è stato scritto dalla sorella Alessandra. Ciao sorella, alla fine sono rimasto sola. Sai, è bello nascere dopo 20 anni. Sei la piccolina di casa, tutti ti coccolano, ti viziano, nessuna responsabilità perché tanto ci pensano in te. Poi però le cose cambiano, cresci e i tuoi cari ti lasciano, uno dopo l'altro. E allora non è più così bello. Certo, con la morte fa i conti fin da subito, ma se arriva in mondo così veloce e improvviso, fai fatica a prenderci. Torno indietro nel tempo e ti rivedo bambina con i tuoi riccioli d'oro, correre spensierata per i prati mangianti, cercando con lo sguardo altri due bambini.
genitori, che dopo anni di guerra sognavano per voi un mondo migliore. Che destino il vostro! Siete cresciuti insieme, come due gemelli, sempre impeccabili, pettinatissimi, profumatissimi, l'orgoglio di mamma e papà. D'altronde, siete nati a distanza di pochi mesi e a distanza di pochi mesi ci avete lasciati, sgomenti e increduli. Tu eri l'allegria in persona, la gioia di vivere, nonostante tutto. Mai un broncio, una polemica, un rancore. Eri il collante della famiglia. Cercavi sempre di farci andare tutti d'accordo. E se c'era da rimproverarci lo facevi, con autorità, ma sempre attenta al dialogo e alla pacificazione. Ti sei dedicata con zelo al tuo lavoro e alla tua famiglia, facendo spesso i salti mortali pur di conciliare tutto. Ma c'eri, sempre. Con il tuo entusiasmo contagioso ci hai fatto vivere delle esperienze e delle emozioni indimenticabili e chissà quanti altri progetti avevi in mente per il futuro. Chiamarti sorella è riduttivo, per me sei stata mamma, papà, amica, maestra, memoria storica delle mie radici. Ho sempre ammirato la tua forza, il tuo rialzarti in piedi con più grinta di prima. Ecco, ti chiedo di passare un po' di questa forza a tutti noi, parenti e amici. A Sergio, che riesca a superare questo grande dolore, ai tuoi nipoti, che hanno ancora lunghe sfide da affrontare, e ad Andrea, che ogni giorno di più dimostra di essere una perla rara. A me spetterà l'onore, come ultima testimone, di raccontare a tutti quanto fosse bella la nostra famiglia. Te ne sei andata con la tua consueta discrezione, senza disturbare nessuno. Io voglio immaginare che da quella porta socchiusa, ad un tratto siamo entrati dei meravigliosi angeli, che, prendendoti per mano, ti hanno detto: ciao mamma, non ti preoccupare, ora vieni con noi, ti porteremo in un posto bellissimo. Grazie, veniva da Berlino con Dolio. Dolio significa soffro e con insieme a te. Soffro con te ed è la realtà di tutti noi. Non dobbiamo chiuderci nel nostro dolore, dobbiamo condividerlo e cercare di alleggerire quello altrui. Per ritratarla l'aveva fatto così. Lei era come una spugna, per far stare meglio gli altri e soffriva lei il dolore, e perché ha sempre detto che fare del bene fa stare bene. E per quanto possa essere difficile dobbiamo farlo, e sono sicura che lei darà solo per noi. Lei ci sarà sempre, quando avremo bisogno di lei, quando staremo male, quando staremo bene. Mi ha sempre promesso che lei sarebbe venuta alla mia laurea a 40 anni, e anche se non fisicamente lei ci sarà, e sarà in prima fila farà per me dall'inizio alla fine. Già in famiglia su di noi, su tutti noi e sul nonno che abbiamo bisogno su di te, ora più che mai. Cara nonna, mi manchi moltissimo, non riesco ancora a realizzare il fatto che tu non ci sia più. Oggi viviamo di tantissime cose, ad esempio potevo chiamarti, scriverti, dirti che ti volevo bene più spesso. Non te l'ho mai detto, ma tu per me eri il punto fondamentale. Mi aiutavi, mi tiravi su morale e mi strappavi sempre un sorriso. Con te potevo parlare di tutto, senza avere timore che mi giudicassi. Quante chiacchierate ci siamo fatte, che duravano anche per ore, quanti riposini pomeridiani, quante risate, passeggiate e bagni al mare. Pochi giorni fa ti ho fatto una promessa, di impegnarmi, andare avanti, anche se era tutto lo stress iniziavano a farsi sentire. Ho intenzione di tenere fede a quella promessa e ti permetto che mi impegnerò al massimo, anche e soprattutto per te. Mi hai insegnato e trasmesso tante cose, in particolare la passione per le lingue, mi dicevi sempre di carattere, si potuto viaggiare come fanno tutti. So che ora tu sei serena e felice. Salutami tutti e ricordati che ti voglio bene. Fai buon viaggio. Ciao. Nella veste di vicepresidente al Canale sono stato incaricato di leggere il pensiero di Danilo Soldà, socio da sempre, presidente benemerito dell'associazione, rivolto alla nostra cara amica e collega Giancarlo. Cara Giancarlo, non ti dirò le parole che si scrivono in queste circostanze. Mi rendo conto, scrivendo,
della mia assunzione di avere le parole giuste della consolazione. Le parole giuste sono nel conforto della fede e tu non te ne sei andata. Sei sempre con noi, invisibile ma presente. Ricordando la Presidente Giancarlo Milano, mi viene spontaneo pensare alla sua presenza costante, la inconfondibile chioma bionda, al suo passo cadenzato quando entrava in sede, salutando i presenti in segreteria e nel laboratorio creativo, con un sorriso o una battuta di buon augurio. Ho condiviso la presidenza di Agorà nei vari mandati dal lontano 2006, nel bene, nel male e nelle nostre discussioni sul modo di operare, negli interessi dell'associazione che rappresentavamo, rispettando le direttive e gli interessi degli ospiti della Fondazione OIC Angelo Ferro, che tanto apprezzava la nostra associazione. Confrontandomi con la tua vulcanica ricerca nel trovare argomenti per coinvolgere i nostri soci nelle varie attività, ammetto che come donna avevi un passo in più e seppur nella diversità, alla fine comunque trovavamo la soluzione più opportuna. Chiudo qui. Ci sarebbero tante cose da dire per far conoscere il tuo operato e mi scuso di non poter essere presente per onorare come si deve una figura così speciale. Ciao Giancarlo, ci mancherà molto il tuo motore di ricerca per nuove esperienze. Nel salutare Giancarla, vorrei rivolgere in particolare a lei per aggiungere qualche tassello che riguarda la presenza della mamma che con noi nella fondazione. Ci siamo conosciute 20 anni fa, con lei e Sergio abbiamo iniziato il percorso di formazione per far parte dell'associazione Mama. E subito dopo abbiamo iniziato il nostro servizio per gli anziani non autosufficienti nella struttura Santa Chiara, l'unica allora attiva. Eravamo 28 volontari e c'erano appena 22, le quali arrivavano invitazioni sulla particolare solitudine di qualcuno del quale dovevamo prenderci cura. Come volontari dovevamo organizzare con l'aiuto di qualche dipendente anche momenti di stampo, nei quali coinvolgere gli anziani come dovessero. Ed è stato proprio in quelle circostanze che si è molto spesa la disponibilità di Giancarlo. Mi ricordo che era stato assegnato a lei e Sergio un anziano altro un po' più numero, al quale piaceva giocare a calcio, e quando arrivava solo Sergio, lui gli chiedeva dove fosse la pallona, perché con lei giocava più volentieri. Mentre alcuni di noi erano nei piani del luogo del servizio di vicinanza ascolto, lei era in piazzetta dove intratteneva gli ospiti, ballando e cantando con loro, contagiando con la sua allegria. Nel 2004 il professor Ferro cominciò ad attuare delle attività dalle quali subito dopo si è rivelata l'associazione Agorà. Ed è stato allora che le nostre strade si sono divise. Lei ha cominciato il percorso della nuova associazione, nella quale è stata sempre più impegnata, insieme alla dottoressa De Mori, colonna portante di questa nuova realtà. Chiunque andasse a fare loro visita nel locale del curso stesso, dove in quel tempo c'erano i loro uffici, respirava una serena condivisione, dove ciascuno poteva passare piacevolmente il suo tempo, leggendo, costruendo progetti, lavorando e chiacchierando. E c'era persino uno spazio dove si poteva fare tanta attività fisica, un luogo di benessere, insomma, per gli anziani autosufficienti. Dopo qualche anno, per consolidarsi nelle nuove strutture, dopo la scuola materna, il cristologo, il museo bibliografico, l'attività dell'associazione diventa sempre più complessa ed estesa e Giancarlo si è prodigata in attività sempre più importanti per attuare le due missioni della Fondazione e dell'associazione, l'intergenerazionalità e la maturità attiva. Sono trascorsi 20 anni e sei lì, e tu ricordo della casa di una che fuori e
e in particolare le cose di coloro che hanno cominciato insieme a te e assentono la loro presenza della Fondazione con professor Ferro, che accompagneremo con le nostre famiglie del nostro affetto. A nome della rete Utenti per Causa, di cui Giancarlo era un importante protagonista. Parole raccolte per te, Giancarlo, che sono state raccolte da tutte le istituzioni. Siamo turbati della tua veloce partenza, così, ancora increduli e molto addolorati. Il cammino insieme con questi mesi ci ha fatto riscoprire la tua bellezza. Una donna viva, entusiasta e bella, innamorata del vivere e del condividere, spinta ad incoraggiare, a cercare nuove forme di partecipazione, con tante idee e tante realizzazioni, sempre pronti a chi è fragile. E questi sono i suoi doni per tutti noi, di continuare ad avere un sorriso sempre, di dare una parola giusta, chiara e diretta, di offrire occasioni di confronto per chiarire e ritrovare l'unità, di aiutarci a non pentire, ad affrontare i problemi e a non mollare mai, a dirci che la vita va vissuta, sempre con coraggio, forza e passione, doni che ci regali e che custodiamo delutamente nei nostri tesori, sapendo che continuiamo a camminare insieme con te. Grazie Giancarlo. In questa giornata tante sono le cose che si potrebbero raccontare, delle tante esperienze ed attività intergenerazionali organizzate insieme. Ma mi piace ricordare Giancarla con un'istantanea di vita, presa da un nostro scambio di pochi giorni fa, quando tra l'attività dei nonni del cuore e nel progetto europeo una corsa all'ultimo bagno consegnato, mi ha detto che stava aiutando sua nipote a fare una ricerca scolastica per discutere a scuola su cyberturismo collegato alla tecnologia. Quasi per scherzo le dissi che stava già gettando le basi per un prossimo progetto. Poco dopo ricevetti da lei questa mail e così scriveva. Ecco in sintesi le slide che ho preparato con mia nipote di terza media per discutere a scuola su cyberturismo. Dopo un anno di lezioni online, l'unico amico è stato il computer. Ci auguriamo che pochi adolescenti siano caduti nella trappola del cyberbullismo, ma sono tantissimi quelli che si scambiano cattiverie e commenti poco gentili su WhatsApp. È doveroso che gli insegnanti ne parlino, ma è altrettanto importante che i genitori e anche tanti nonni che vivono con i nipoti o li accudiscono per molte ore siano in grado di capire e di controllare le attività degli adolescenti, questi giocattoli pericolosi. Meglio ancora se riescono a farsi raccontare, con la tattica dei nonni, quelli che i ragazzini nascondono ai genitori. Potrebbe proprio starci un bel progettino. Cara Giancarla, ci hai lasciato, ma non ci hai abbandonato. Ci porteremo nel cuore e nella mente questa tua idea, cercando di trasformarla in un vero progetto. Ma ciò che più di ogni altra cosa ci porteremo nel cuore sarà la tua passione, il tuo entusiasmo, che sbaragliamo ogni ostacolo, e la gioia nel realizzare nuove idee, nell'avere sempre un pensiero di come nonni, i bambini, i ragazzi siano al centro delle relazioni per una società migliore. Grazie Giancarlo. Giancarla è stata per la vasta comunità della Fondazione Opera Immacolata Concezione un grande e continuativo punto di riferimento, una guida trainante, un esempio della realizzazione del modello della Civitas Vitae, una interprete alle risorse inesauribili della missione della nostra organizzazione, secondo la quale la longevità è una risorsa per la comunità e non un tempo. Noi tutti la ricordiamo per il suo sorriso aperto, la sua forza di volontà,
Il suo non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, ai momenti difficili come quello attuale. Il suo operare nel volontariato è stato di esempio e di attrazione per tanti, operando da stimolo e momento di coesione e collaborazione collettiva per quelli che le stavano intorno. La sua scomparsa, prematura ed improvvisa, ci ha lasciati senza parole e disorientati. Ma nel suo ricordo ci vogliamo impegnare perché il suo lavoro continui, perché le sue idee siano portate avanti, perché la convinzione e la forza che sempre Giancarlo metteva nel fare le cose siano riprese da ciascuno di noi, ognuno per il ruolo che riveste nello straordinario mondo del volontariato. Grazie Giancarla per averci affiancato e guidato finito. Ti abbiamo voluto bene e sempre ti porteremo nel nostro cuore. Grazie alla Giancarla, qui tenuti a richiamata la signora Mila, da parte dei colleghi degli uffici, dell'officina meccanica, della Madrina di Battaglie Terme, erano gli anni 1970-1980, il sottoscritto, Don Antonio, Nico Selice e tanti altri, di quali ho parlato ieri, la Lucia, l'Antonella, poi Alberto, il Cirillo, Renato e tanti altri. Eravamo così contenti di avere un capo ufficio come la Giancarla, sempre sorridente, sempre attenta, disponibile e precisa, così quando arrivavano i dirigenti oppure addirittura il direttore generale del suo ufficio per documenti importanti, quando arrivavano i colleghi, i tecnici, quando veniva l'operaio per chiedere il biglietto del treno per andare a trasferta, l'Alessandra era ugualmente, la Giancarla era sempre ugualmente attenta, precisa e amichevole. Lei non lo sapeva, ma noi apprezzavamo molto questo suo comportamento amichevole e generoso. E quindi quest'oggi, a nome di tutti i colleghi, le dico grazie. Grazie Giancarlo. Io non dico niente, nel privato, come ne parlo nel privato con lui, perché io mi dato sempre nel 2011 certe cose non le spiego, e quindi la nostra considerazione non sono rimasta troppo. Io però voglio ringraziare tutti quanti i partecipanti presenti, devo ringraziare il Giorgio, devo ringraziare tutta la sottonagola, tutta la grande famiglia della Immacolata Concezione, perché Sinama ha vissuto fino all'ultimo secondo da protagonista e anche merito di tutta questa struttura. Devo ringraziare mio papà, perché se avevo una mamma eccezionale sicuramente era anche merito di mio papà. Però devo ringraziare soprattutto per essere. 20 anni fa sono entrato in un punto di piede nella mia vita, una vita di mamma, e da signore si è sempre comportato, sempre, senza mai uscire da quelli che erano i canoni, conoscendo benissimo il tuo ruolo, e io sono orgoglioso quando mi attività anche al mondo serve. Ecco. Grazie a tutti di cuore.
Thank you.